Claudio Barone qui ad Agrigento a visitare la UIL provinciale per fare un consuntivo appunto di 2 anni di attività alla luce anche delle tante emergenze che la provincia soffre. La UIL Agrigento sta facendo un ottimo lavoro, è presente, sta rilanciando quello che è il ruolo del sindacato sul territorio. Ce n'è bisogno anche perché in questo momento stiamo vedendo una campagna elettorale dove la politica non parla dei temi che interessano delle persone. I nostri giovani sono costretti all'emigrazione, i precari rimangono precari, non si vedono prospettive di sviluppo e la politica si occupa soltanto di poltrone, di schieramenti e di affari loro. La UIL è presente, è in mezzo ai cittadini, la UIL sta fornendo servizi di assistenza, servizi di patronato, tutele, in tutte le vertenze che ci sono sul territorio la UIL è sempre stata in prima fila e abbiamo l'orgoglio di dire che ha portato a casa anche risultati non scontati. Credo che sia la strada giusta sulla quale bisogna andare avanti e credo che sia un esempio per tutti. Le emergenze sono tante, abbiamo visto anche l'ennesima morte di 2 persone durante il lavoro. Non se ne può più di indignarsi il giorno dopo. Bisogna dire con chiarezza che i servizi di prevenzione vanno fatti funzionare, gli ispettorati devono essere in condizione di fare il lavoro e oggi non lo sono. Fare soltanto il giorno dopo il pianto inutile non serve proprio a nulla. Noi chiediamo che il prossimo governo che ci sarà, chiunque venga eletto, su queste cose non faccia soltanto dichiarazioni, ma operi concretamente. Noi chiederemo di incontrare in questi giorni tutti i candidati alla presidenza per parlare di quale agenda di lavoro loro vogliono fare col sindacato. Gli schieramenti non ci interessano. Ecco, qual è il futuro anche organizzativo della UIL per i prossimi anni? Noi stiamo regionalizzando alcuni servizi, riteniamo che possa essere un modo più efficiente di gestirli. Siamo convinti che oggi i cittadini chiedono al sindacato molto perché la politica non glielo dà più, quindi anche sotto il profilo delle tutele sindacali, dei diritti e dei servizi dobbiamo fare uno sforzo per crescere non solo nelle dimensioni ma anche nella qualità. Cosa dire a 5 Stelle che addirittura vi ha criticato e vuole ridimensionare il ruolo del sindacato in caso di vincita a Roma? Ma i 5 Stelle non hanno idea di che cosa sia il sindacato, credo che impareranno a conoscerlo, sta a loro se lo conosceranno in maniera buona o cattiva.